Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commentatore veneziano. Fioi, dopo la pazzia col Bassano, eravamo 2-0, vai di 3-2. Adesso abbiamo Forlì, Lumezzane e Gubbio. Partita da vincere assolutamente. Nel prossimo video c'è il Modena, ragazzi. Il Modena è una partita in meno. E comunque è vicino perché siamo, sì, 34, 38, 34. Potenzialmente è a meno 1. Vediamo se riusciamo a subito la partita. Neanche rispondo, ora se domande neanche risponde il come. Adesso speriamo nella sconfitta del Modena. Voglio il 3, Modena per il 3-0, lo so. Ma lasciamo perdere, questo ovviamente mi sta sui coglioni, sto 3-2. Abbastanza vergognoso, sinceramente. Fanculo, non c'è risultato niente. Allora, non c'è, io volevo sapere il Modena. Il Modena non gioca. Gioca o non gioca il Modena? Forse il lunedì? Vediamo se il Modena gioca di lunedì. No ragazzi, è pazzesco. Il Modena ha perso 3-0, come ho detto io, non ci credo, Fioi. No, Fioi, il Cume è un mago. Il Cume è un mago. Xi, Pordenone, grande. Ci siamo. Forlì, Venezia. E comunque Montella è stato esonerato. Qua abbiamo purtroppo infortunio di Bianchi per 6-7 settimane. Questo è un bruttissimo colpo. Purtroppo mettiamo il buon modulo. Me lo godo, modulo. Giocatore importantissimo anche nel Venezia Reale. Ciao, nel nostro Venezia fuori. Beh, Luca Clemenza. Oh, Clemenza, se non si è riposato il claim mi girano i coglioni. Anche se è dura levare sta gente che sta giocando bene. Sinceramente io tengo questo centrocampo, a parte il... col Bassano non l'ho proprio capita, sinceramente. Cioè, sono quelle cose che proprio non ho capito. Sono tutti in forma comunque, molto bene. E niente, si può andare, si può andare. 26 dicembre, ragazzi, giochiamo a Santo Stefano. Perché loro giocano, non come quegli stronzi che vanno a Miami a trombare, che per carità non è una cosa brutta, però... Sinceramente, la cosa più bella è vedere come le partite durante le feste, invece no, i nostri no. Anche gli spagnoli però non giocano. Parappaparapapi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 p
Ragazzi, bisogna vincerla con energia, buona fortuna. Cominciamo col suo solito contropiede e andiamo, raga. Si salutano in questo bellissimo stadio di Forlì. Vai, raga. Voglio assolutamente la promozione diretta al primo posto, ragazzi. È fondamentale anche per la mia carriera. Vai, no, Cutrone subito le Pompei. Me lo godo Pompei. Occhio, Fioi. Mamma mia, avevo subito rischiato di prendere un gol beffardo. Sì, ma il Modena è pazzesco, 3-0, Pam 3-0. It's incredible. È il Cume, signori. Dai, ragazzi, su, mamma mia. Questo contropiede, forse con una squadra così, non va bene. Modena crolla, il Modena perde contro Sant'Arcangelo. Non stiamo giocando bene. Bravo qua e a quadro, un giocatore importantissimo. Non perderla così, mamma mia, bravo. Vai, Fofa. Vai, Piantina, la Piantina non se la fa a Franchetti. Che sono le classificazioni che noi subiamo. Brava, madonna, Stula. Come fai a toglierli questi? Recuperano 1000 palloni, capone. Vai al, vai al, vai al, vai al. Bello, bravissimo, capone. Buon tiro di Al. Vai a quadro. Dai, l'incornata, l'incornata. Niente, peccato. No, il contropiede però. No, il contropiede, grazie. Giochiamo noi il contropiede, non loro. Oh, ciao raga, oh, bravissimo Modulo. Però ancora loro purtroppo, boom. Leggera pioggerellina Forlì. Maia. Faremo un po' di infortuni anche, eh. Sta finendo il primo tempo, finisce 0-0. Partita. Dovete svegliarvi adesso, eh. È una bella strigliata, offensiva, tattiche. Vediamo.
Oggi del Catene l'ho visto poco. Mettiamo il buon Clemenza, perché Clemenza, ragazzi, ha tutto per poter giocare bene. Vai. È che purtroppo fa fatica a livello fisico, è ancora scarso, si stanca presto. Dai, raga, cazzo, però. Dai che sbaglio, vai Cutrone, bravissimo per Al. Vai Al! Non ci credo cosa... No, ma cosa cazzo ha parato? Mamma mia, ragazzi. L'è dura, eh. Vai Garofalo, si è visto poco oggi, capone. Vai a quadro, vai Garofalo, smentiscimi subito con l'assist. Cutrone. Non ci credo Clemenza mi ha fatto un qualcosa di incredibile. Non ci credo, parata e palo. Allora, vediamo. Capone che è stanchissimo. Vediamo, mettiamo Marsura. Ok. Dai ragazzi, crediamoci. Bella incornata della vita, vai a quadro. Fallo di Domizzi, peccato. Dai raga, dai, cazzo non possiamo pareggiare a Forlì. Vai Domizzi. Brutto errore qua della sola rimessa. Bruttissimo errore. Bravo Fakim, madonna, si possono fare ste cagate, però... Dai, Fioi, non giochiamo bene, non giochiamo bene. Mettiamo Cutrone. E mettiamo Ion il terribile. Dai ragazzi, dai Stiulak. Brava madonna, Stiulak recupera palloni a raffica. E basta, non si può togliere. Barsura, ma no, ma che cazzo di tiro è? Siamo un Venezia un po' così. Un periodo un po' difficile, nel senso che siamo molto discontinui. Dai, un golletto alla fine. Aia, no loro però. Mamma mia, grandissimo. E questa è la partita dei portieri, raga, eh. Il Bassano vince 3-2, attenzione. Il Bassano vince. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Gol dell'Umezzane, questo è importante. 3-3. Niente, la partita scorre via. Che brutta partita. Oh. Vai Stulak, bravissimo. Vai il terribile, vai Piantina, non hai fatto niente oggi, fammi l'assist vincente. Non ci credo! Quasi autogol. Non siamo fortunati, però, eh. Vai Piantina. Vai Stulak, bravissimo per a quadrino. Vai a quadrino! E vai ancora! Niente, non entra mai oggi. Incredibile, incredibile. Vai Domizio, all'ultimo respiro, è ormai finita però. Ivan, cosa fa Ivan? Perde la palla, no, Marsura. Bravissimo. No, ma vai a cagare. Brutto 0-0 ragazzi, brutto. Siamo stati sfortunati però, sì, concordo. Siamo a più 3. Mamma mia che campionato ragazzi. C'è il Lumezzane. Sì, meglio di niente. Non fa differenza per me. Dobbiamo vincere tutte noi. Promette un gol. Rotti i coglioni. Devi segnare in cara. Cerchiamo di finire bene l'anno. Ha sempre un tentativo fallito da parte del suo ingaggio. Sì, Capuano. Me l'hanno offerto, ma chiaramente lui non vuole venire. Gioca in Serie A, quindi mi sembra anche chiaro. Mi piacerebbe, ragazzi, fare un Venezia, riuscire a portare Mari Caldara, Gagliardini. Che sì, però la vedo molto dura. Non posso discutere. No comment, ma fai un cazzo di avversari. No comment. Siamo sopra delle aspettative, sarà lotta ma se giochiamo bene ne verremo fuori.
Non sarà facile quello Mezzane, avverto, Una buona squadra. Una buona squadra, preparata. Stula che me lo godo. Dai, Fei. Dopo c'è un po' di pausa, inizia anche il mercato, vediamo se riusciamo a portare qualche campioncino. Speriamo, sarebbe bello portare un campioncino devastante, un crack della serie della Lega Pro. È pronto anche per la serie B. Allora, Lumezzane, vediamo il Bassano in casa col Gubbio e il Mantova va contro la Maceratese. Ok. È prevista pioggia battente, Allora, Pippo Melegoni, tanto rimettiamolo qua, il Pippo Melegoni, Pippo, Pippo. Allora, vediamo. Che Stulac, ragazzi, è impossibile da togliere, è uno che fa tanta quantità. Allora, togliamo gli HT e mettiamo Melegoni. Melegoni è un giocatore che voglio assolutamente portarmi via del vivaio dell'Atalanta, mi piace troppo. E mettiamo a quadro Clemenza. Però devo mettere un po' di fantasia perché se no, fioi. Ok. Buono, buono, buono. Dai, raga, per piacere, ragazzi, portiamo a casa sti cazzo di 3 punti perché siamo un po' discontinui. Siamo primi, però solo 3 punti non sono tanti, ragazzi, non sono tantissimi 3 punti. Speravo a questo punto essere già più 5, più 6, invece dobbiamo sudare perché è una squadra, ragazzi. Ho fatto una squadra con un budget veramente del cazzo, tutti presti praticamente. Offensivi, cerchiamo di attaccare sti stronzi. È prevista pioggia al Pierluigi penso. Sì, piove infatti. Dai raga. Andiamo a vincere, cazzo. Vai piantina, la piantina deve svegliarsi però, Con la pioggia di solito cresce, con l'acqua crescono le piante. Vai capone, vai capone! Madonna, me le parlano tutte, cazzo. Sì, sarà che gesto tecnico sublime di piantina, ma ragazzi. Vado in vantaggio col Modena. Bassano, 2 Gubbio dell'attenzione del Bassano in vantaggio di 2 gol, Noi non ci svegliamo. E noi non ci svegliamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai. Niente, niente, non ci siamo, non ci siamo. Attenzione, attenzione Rossini, Rossini. Sì, vabbè. Vaffanculo Rossini. Sarà dura, raga. Vai a quadro. Vai Pippo Melegoni. Bravo Pippo. Vai Al, vai Al. Siamo tutti sporchi del fango. Vai Piantina, Piantina, Piantina. Gol di Piantina. 1-0. Grande anche Capone, ma Piantina l'ha messa un po' di giustezza di piatto. 1-0 Venezia. Brava Piantina. Guarda tutti pieni di fango, che belli, guarda. Come viene giù, ragazzi, come viene giù. Attenzione, no, subitissimo, magari, grazie. Occhio, no. Mamma mia, bravo Fofana. Bravo il Fofa. Occhio, ragazzi, occhio, Varas, Varas, Varas. Stiamo dormendo, però, Si dorme, ragazzi, si dorme al penso. Campo infangato. Occhio, Russini, Russini. Arrigoni. Scabuzzi, Russini. Occhio, gol. Ma andate a cagare, va. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Molto deluso, ragazzi, molto, molto deluso. Non cambio nessuno, però voglio entro il 55esimo il 2-1.
Per piacere, queste sono le disposizioni tattiche. Fallo, stronzo. Dammi il rosso, perché è un brutto fallo da dietro, secondo me. Intenzionale, dai il rosso. Solo ammonito, proprio peccato. Vai a quadro. E Domizzi! Mi ha ascoltato! Entro il 55esimo! Bravo Domizzi. Bravo Domi. Adesso per piacere, per piacere. Niente, subito attaccano. Stiamo sul controllo. Ma non stiamo giocando bene comunque. Occhio, Scapuzzi, gol, gol, gol. Mamma mia, cosa mi sta parando il portiere. Devo guarda, gli regalo una escort a fine partita se vinciamo. 52esimo. Facciamo qualche cambio, il campo è pesante, la gente è stanchissima, soprattutto a quadro, vedi non lo tiene neanche, adesso deve fare i cambi. Ok, pausa, ciao. Allora, al posto di a quadro mettiamo Stulak, così ci recupera un po' di palloni il porco. Allora, ok. E anche, vediamo il centrocampo. Vedi Clemenza, anche Clemenza si stanca. Vediamo Deli. Anche Deli, regista avanzato, ok. Quindi mettiamo un bel incontrista. E un regista avanzato, vediamo se qualcosa cambia a centrocampo. Padova 4-1 col Modena, crollo del Modena. Bravo Fachin, mamma mi sta salvato il culo 3 volte oggi. Cutrone non si sveglia. Dai Cutrone, dai Cutro. Vai Pippo. E Pippo, ciao. Vai piantina per Stulak. Per Deli, vai Deli, vai Deli, vai Deli, vai Deli. Peccato. ...67esimo, non ci siamo però. Occhio. 2-2. Stulak. Gol! Gol del Venezia! È gol! È gol di Capone! È gol di Capone! La salvata sulla linea ma è comunque dentro. 3-2 ragazzi, sì, però non possiamo, non possiamo soffrire così. Non possiamo soffrire così ragazzi, non si può. Capone è anche morto, anche Garofalo. Anche Pippo Melegoni. Tutto il centrocampo devo cambiare. Tutto un reparto distrutto praticamente. Proviamo il contropiede ragazzi, cioè, per piacere, teniamo duro. Sta pioggia maledetta. Vai Domizzi. Bravo Capone, che gol. Fallo, non me lo dà, non me lo dà, non me lo dà. No, Fioi no. Mamma mia, grazie. Dai, sfanghiamola 3-2, sfanghiamola 3-2. Queste sono le partite che ti danno le promozioni. Tanto il Mantova 1-0. Bassano 4-0 è prova di forza. Brava, madonna, Stulak però veramente recupera palloni a raffica, eh. Bravissimo, vai piantina. Ah, peccato. Vai Domizi, vai Stulak. Vai Capone, vai Capone, vai. Cutrone è un po'... sta dormendo Cutrone, eh. Dai che è finito, andiamo a casa, andiamo a casa. Grande prestazione, cioè grande vittoria, pesante, ma prestazione un po' così. Sì, siamo stati scandalosi. Sì, sì, sì. Infatti sono carichi, ha fatto veramente cagare.
Sempre più 3, mamma mia che campionato, ragazzi. Capone in forma. Complimenti per l'ultima partita. Ok. E che basta così. Perfetto. Cutrone mi vuole bene, soprattutto, guardate, riconosce l'effetto Venezia. Sì, si contenta, può vincere il giocatore under 19 del mese, con cui si la conquista, diciamo. Comunque c'è Piantina, Cutrone, dai, che purtroppo si è fermato nelle ultime due partite, però dai, stiamo andando bene, dai, alla fine che io voglio sempre voglio dominare sempre contro tutti, però non state tranquilli, ci sono anche gli avversari, 3 punti, adesso c'è il Gubbio, bisogna stravincere col Gubbio che ha perso 4-0 col Bassano, cerchiamo di allungare. Oh ragazzi, arriva De Simone in prestito dal Napoli, un centrocampista che secondo me può fare molto molto bene, è un buon giocatore, lo facciamo crescere assolutamente. E adesso non ha dei parametri eccezionali, ma ripeto, con i miei preparatori e con l'esperienza comediana può diventare buono. 19 anni, ok. Ho voluto anche plezzare dal Milan, ma non vuole venire lo stronzo. E quindi, ok. Ragazzi, col paccio del Kuma ho usato tutto il budget, sono forse anche in rosso, non lo so, ma voglio rischiare. Riccardone, Orsolini, che anche il Milan sta seguendo. E chiaramente gli osservatori mi hanno detto, Fioi, comprale e basta. Non siamo più una lira, adesso siamo anche in fallimento forse, ho speso tutto, per fortuna che con gli ingaggi l'ho messo bene. Però questo ci può dare tanto fin da subito, ragazzi. Cioè, così potrò rifar riflettere anche Capone. Me lo godo, me lo godo, me lo godo. Questo è veramente un bel colpo, Fiori. Però adesso chiaramente il calciomercato o Taccoppina ci dà qualcosa o è finita, perché l'ho rischiata. Volevo un bug, nel senso volevo un qualcosa di diverso per dare una scossa alla squadra. Chiaramente il mercato è finito, saliamo con sto cazzo di Gubbio che è ultimo. E questa pausa invernale con Gubbio ultimi della classe, voglio 3 punti per iniziare bene l'anno, la squadra è tutta in forma perfettamente. Nel suo tempo se le cose vanno bene possiamo provare di Simone e soprattutto Orsolini, che abbiamo pagato veramente tanto, speriamo bene. Cambiamo i numeri. Ok. E per piacere andiamo a vincere a Gubbio. Ultimi sono perso 4-0 col Bassano. Il Mantova. Vabbè, non pensiamo agli altri. Ok. No comment. La prima domanda era che praticamente se giochiamo il nostro calcio possiamo vincere. Con energia. In bocca al lupo. Cominciamo col contropiede, il nostro solito contropiede in trasferta, che sono ultimi. Va bene. Mi hanno fatto bene tantissime volte, comunque anche quando facciamo male, a parte una sconfitta, mi sembra comunque portiamo a casa il pareggio senza subire gol. Mi sembra in trasferta è il nostro talismano, diciamo. Vai Melegoni. Vai Clemenza della Corte. Oh, Dio Cristo, ma quella troia di tua mamma, ma perché stare al centrocampo? No, vabbè, non si può partire così però. Aria il gol subito. Visto subito, è incredibile, è incredibile. Ma dai, sono incazzato? No, non è possibile. Col Gubbio, signori. Con il Gubbio, bene. Possiamo fare un'azione? No, ma sono incazzato adesso. O si svegliano o si svegliano. Mettiamo subito Orsolini e Ivan. Per il peggiore qua è stato. Devo togliere quello più difensivo, lo devo togliere. No, ma che cazzo. Aspetta, ok. Dai raga, per piacere. Sveglia adesso, se no stiamo perdendo con questi ragazzi. Cioè, vergognatevi proprio. Vergognatevi. Vai Cutrone, dai, mamma mia, vai Piantina.
Gol. Che culo. Gol di piantina su deviazione, però. Niente, la piantina è devastante, ragazzi. Cerchiamo di portare a casa la vittoria, Fioi. Ok, ultimo cambio. Chi è morto? Clemenza, come al solito. E ora vai di Pippo Melegoni. Mi aspettavo un po' di più fino adesso da Pippo Melegoni, comunque. Ha fatto buone partite, ma voglio di più. Occhio, bravissimo il Fofa. Vai Fofa, non perderla, vai Clemenza che è distrutto purtroppo. Vai, vai, vai Ivanone. Vai Ivan, vai Ivan. Mettila in mezzo Ivan. Cutrone la butta fuori. Ma l'ho fatto il cambio, Fe. No. Ok. Ok. Ragazzi, freghiamo sta palla. Niente da fare. Bravi, dai Fioi, dai che andiamo. Dai Cutrone. Vai Patrick. Vai Patrick. Vai Patrick. Calcio dai. No, neanche. Madonna che sbaglio. Palla alla squadra. Appassionato. Incoraggiamoli. Incoraggiamoli. Niente da fare. Niente da fare. 1-1. Mamma mia. Dai, l'ultimo respiro. Vai Garo. Vai Fofa. Vai Piantina che tu sei nostro Robben. Vai a quadro. Melegoni. A quadro. Cutrone. Melegoni! Melegoni! L'ho punzecchiato, Melegoni mi ha risposto. Grande mele. Grande mele, andiamo a vincerla per piacere. Sì, ma non possiamo soffrire così con l'ultima, però. Dai che è finita. Yes. Le vinciamo di cuore, ragazzi. Le vinciamo con il cuore. Però siamo stati scandalosi, lo devo ripetere ancora perché non va bene. Sempre 3 punti di vantaggio, ma poteva essere meno uno, invece per fortuna ce l'abbiamo fatta. Grande Melegoni. E anche il nostro Piantina. Dov'è Piantina? Dov'è la nostra Piantina? La nostra Piantina condizione... Sì. Qua non c'è però quello che hanno messo nuovo. Dov'è la Piantina? Eccola qua. Allora, giocatore. Ok. Perfetto. Buono, allora. Non mi interessa del Parma. Nel Pro sicuramente sì, non voglio bruciarlo, Orsolini. È l'essenza di calcio, un gol così, assolutamente. Sono in estasi per la rimonta. Invece dovrebbe esserci qui Melegoni, ma resterà qui, ragazzi. Me li pippo tutti, cerco di prendere almeno 3-4 del prestito. Tutte delle clausole basse, vaffanculo, in qualche modo facciamo. Quando saliamo in B sicuramente abbiamo qualche soldino da Tacopina perché è pieno di soldi, figlio il Tacco. Vuole fare un grande Venezia, quindi so che arriveranno. Buono raga, un saluto al comandante veneziano, siamo grandissimi nei risultati, perché comunque dai teniamo duro, però ragazzi stiamo giocando male, male male. Raga, un saluto al comandante veneziano, ciao!